buongiorno e bentrovati a questa nuova intervista. Quest'oggi abbiamo in studio Don Rinaldo Ottone. Buongiorno Don Rinaldo. Buongiorno. Che abbiamo invitato ed è qui in qualità di professore di scienze filosofiche nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose che si può frequentare anche a Belluno. L'istituto è l'Istituto Superiore di Scienze Religiose del Veneto Orientale Giovanni Paolo I e coinvolge le diocesi di Belluno Feltre, di Vittorio Veneto e di Treviso e ha la possibilità anche di essere frequentato a Belluno. Don Rinaldo è uno degli insegnanti. Lo abbiamo invitato proprio per spiegare, almeno per le materie che lui insegna, che cosa vuol dire frequentare l'Istituto di Scienze Religiose e soprattutto che significato può avere pensare di approfondire le scienze filosofiche. Beh, ecco, intanto le scienze religiose si interessano, diciamo, al tema del rapporto che c'è fra l'uomo e Dio, questa istanza misteriosa che governa o che comunque è un grande interrogativo sulla nostra vita. La filosofia in modo particolare mette in evidenza il ruolo che ha il pensiero in questa cosa qui, che è chiaro che la vita non si risolve soltanto in pensieri, però il pensiero non è irrilevante. La grande sfida sarebbe capire fino a che punto il pensiero può aiutare la vita o aiuta, insomma, concorre, diciamo, a orientare la nostra esistenza nella direzione giusta. Perché c'è un po' un'idea diffusa, che la filosofia sia una scienza un po' astratta, di cui alcuni magari si appassionano, ma che non abbia molto a che fare con la concretezza dell'esistenza di ciascuno di noi. Sì, la vita di per sé è la sfida. È vero che in passato ci sono state delle epoche, dei tempi in cui il pensiero è finito, diciamo così, in direzioni formali, concetti e cose del genere. Oggi, per esempio, la sfida sarebbe quella di capire, ma gli affetti più cari, perché noi diciamo la nostra vita non sembra fatta tanto di pensieri, ma di affetti, di legami. Questi aspetti qui quanto sono determinanti? Cosa possiamo capire noi di questa dimensione? Quanto il pensiero può essere, diciamo così, utile per entrare nel mistero dei legami, che poi è quello in cui ci giochiamo la nostra esistenza, compreso il legame con Dio, se c'è. Esiste questo legame? Si può dire qualcosa di questo legame e dei legami fra noi? Il pensiero, in altre parole, deve imparare a servire la vita, non viceversa. È vero che le due cose si corrispondono, però il pensiero funziona nella misura in cui riesce a essere illuminato dalla vita e illuminare la vita. Quindi la filosofia come strada per capire meglio se stessi, per capire meglio la vita, per individuare delle tracce, delle piste per vivere in maniera più completa la nostra esistenza. Sì, anche questa, dunque, la filosofia come strada per capire se stessi. Sì, e anche no. Nel senso che oggi questa cosa qua del capire se stessi, della vita che ruota tutta, come queste pubblicità, tutto ruota intorno a te, questa cosa qui è anche un grande trabocchetto, anche per il pensiero e per la vita stessa, perché noi comprendiamo noi stessi nella misura in cui usciamo da noi stessi. Per cui se lo scopo è quello di ritrovare se stessi, la via migliore è quella di uscire. Com'è possibile rientrare in se stessi uscendo da se stessi? Ma questo è qui un po' lo snodo, e il trabocchetto del pensiero contemporaneo, di quello che viene divulgato oggi per lo più, è appunto questo, che uno possa trovare se stesso quasi guardandosi.
mentre in realtà l'uomo ritrova se stesso se inizia un esodo da sé. Ecco, questa è una bella sfida, per esempio. Com'è possibile oggi che abbiamo tanto il problema di ritrovarci, come fare a trovarci? E questo è uno degli snodi chiave proprio. Ci si ritrova, per così dire, perdendosi. Spesso si sente dire che noi siamo quello che pensiamo, che in base ai pensieri che abbiamo possiamo decidere questo, quello, di agire in un modo, di agire in un altro. Quindi è certamente fondamentale poter arricchire la nostra capacità di pensiero. Sì, tenendo presente che la vita anticipa sempre il pensiero, o perlomeno il pensiero è parte della vita, ma la vita concreta, tangibile, anticipa tutti i pensieri e noi siamo quello che viviamo. Peraltro, se non ci fosse un pensiero che aiuta anche a riflettere su quello che viviamo, potremmo fare per esempio sempre gli stessi errori, finire sempre nelle stesse inganni. Invece il pensiero ci aiuta a focalizzare quando abbiamo trovato qualcosa di veramente valido, il pensiero ci aiuta, ma la vita anticipa, diciamo così, un pensiero è maturo, è profondo, è vero, è autentico quando è a servizio della vita, quando è espressione di una vita autentica, perché il pensiero può diventare anche uno strumento ingannevole, per cui ci si illude, lo si usa per smarcarsi, per non affrontare le vere questioni. Non è così semplice il lavoro del pensiero. Dopo questa introduzione sull'importanza del pensiero, della filosofia, del suo legame con la vita, credo sarebbe utile proporre alcuni esempi, dire un po' quali aspetti in particolare vengono approfonditi negli studi proposti dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Ecco, questo diciamo così, un percorso importante, perlomeno è quello appunto di insegnare a pensare. Che cosa significa pensare? Abbiamo detto, pensare potrebbe essere uno strumento per fuggire da se stessi, per nascondersi a se stessi. Quanti non usano il pensiero esattamente per questa ragione? Come si fa a pensare in maniera tale che il pensiero aiuti la vita e non diventi lo strumento per nascondersi o per fuggire? Ecco, uno degli scopi, direi lo scopo principale dei corsi di filosofia è questo. Come usiamo il pensiero e come si può fare per imparare a pensare in modo tale che il pensiero non sia soltanto un'attività così distraente o che si fa in alcuni momenti per avere concetti interessanti in testa, ma invece per lasciarsi provocare dalla vita, per non fuggire da ciò che la vita ci pone di fronte, le sue provocazioni, le sue domande, le sue questioni portanti. Ecco, questo è uno degli scopi. Una capacità quindi anche di guidare il proprio pensiero, di non lasciarlo andare un po' a caso, se vogliamo dire così, trascinato dall'onda o dalla cultura o dalle cose che si sentono, ma con una capacità un po' di guidare anche se stessi e di orientarsi in maniera critica e pensata. Sì, supponiamo per esempio che come si fa a far sì che il pensiero non sia qualcosa che ci distrae dalla vita ma ritorna alla vita. Occorre capire che le cose, per esempio, quando si mostrano a noi, hanno una forza grandissima. E il fatto è che noi spesso siamo riusciti come dire, a non dare alla realtà il peso che ha. Per cui, come i nostri ragazzi oggi vivono dentro i loro cellulari o nella realtà virtuale, che loro immaginano in una certa maniera.
e diventa vera per loro. Quando si impara, ci si abitua a pensare in una certa maniera, un certo tipo di mondo, perché è bello, perché io lì mi rifugio, e diventa veramente il tuo mondo. La questione è quindi dovremo imparare di nuovo a lasciarci insegnare dalla realtà cosa essa è. E basterebbe aprire gli occhi sul mondo. Il mondo è chiarissimo di per sé. Un giorno forse ne resteremo sorpresi del fatto che avevamo le cose chiare davanti agli occhi, eppure non lo vedevamo. Perché non siamo capaci di vederlo? Ecco, questa è uno degli sblocchi che bisogna fare, è questo, di aprire di nuovo gli occhi sul mondo. Un aiuto a leggere la realtà e a leggere naturalmente se stessi nella realtà. Spiegato così, viene da dire, si tratta di corsi adatti a tutti. Tutti abbiamo una necessità, un bisogno, penso anche un desiderio di leggere meglio la realtà, di capire meglio noi stessi. Sì, sì, questa cosa qua, io penso per esempio che non so, faccio per dire, un non credente potrebbe essere interessato a un corso insomma, a frequentare l'istituto di scienze religiose. Dico francamente, per quella parte di non credente che anch'io ho dentro di me, che è interessantissimo. Cioè, perché un modo corretto di pensare è rispettoso di tutti, del cammino di tutti. E nessuno viene forzato ad aderire a cose di cui lui non ha una esperienza in qualche maniera tangibile. Perché anche questa idea qui, pensate, nel passato abbiamo coltivato l'idea che il credente in fondo sia quello che tutti condividiamo una certa visione del mondo. Quando si va oltre ciò di cui nessuno capisce niente, o perlomeno di cui non si può avere un'esperienza concreta, allora lì c'è la fede. Beh, peggio di così, secondo me, non si può fare. Ma potrebbe Dio chiedere a noi di aderire a cose di cui non capiamo niente, di cui non vediamo niente, eccetera. Ora, se queste cose che sto dicendo sono vere e sensate, niente di meglio che una persona che per esempio ha delle difficoltà a credere, di fare un percorso come questo per vedere se effettivamente il cammino che stiamo facendo ha una sua autenticità o fino a che punto possiamo andare insieme. Ma capire che l'uno può arricchire la visione dell'altro, cioè il nostro istituto è un istituto di per sé dove sarebbe bello che convergessero tutte le componenti dell'umano, in modo tale che il nostro itinerario non sia il risultato di un'imposizione che viene dall'alto, ma di un cammino veramente fatto insieme. Ricordiamo che l'istituto è aperto a tutti, a persone di qualsiasi età. Le lezioni si svolgono normalmente nel tardo pomeriggio fino alla sera, se non sbaglio dalle 18 alle 22. 18:30. 18:30, 22 e poi il sabato mattina, mi pare. Sabato mattina, sì. Orari proprio pensati per facilitare anche chi può partecipare dopo lavoro, per esempio. Sì, per esempio mi viene in mente anche uno dicesse, ma io non ce la faccio a partecipare a tutte le sere, però sono interessato a quel corso lì. Benissimo, noi in questo caso potremmo proprio favorire, ecco, questo tipo di partecipazioni, in modo tale che intanto uno veda di che cosa si tratta, segua qualcosa che gli interessa, potrebbe essere un corso di natura biblica, un corso di natura filosofica, di psicologia. Ecco, queste cose qui intanto favoriamo la partecipazione così come è possibile, e poi certamente meglio di tutto sarebbe poter frequentare tutti i corsi. Certo, e ricordiamo anche che si tratta di corsi di livello universitario che al termine prevedono un esame che non è obbligatorio, perché se uno vuole frequentare come uditore per un approfondimento personale non è poi obbligato alla fine a dare l'esame. E possiamo dare, Don Rinaldo, qualche riferimento pratico se uno vuole assumere maggiori informazioni, dove si può rivolgere, quando ci si può iscrivere? Ecco, noi al seminario di Belluno, è la sede del nostro Istituto di Scienze Religiose.
Lì c'è una segretaria che è presente soprattutto nei pomeriggi, c'è comunque un orario che si trova e c'è anche un sito che l'Istituto di Scienze Religiose Giovanni Paolo I, che è il nostro Papa Luciani, e abbiamo dato quel nome perché è il nome che un po' accomuna queste diocesi di Belluno, di Vittorio Veneto e di Treviso, Venezia, insomma il Veneto, e quindi hanno anche nella Bassa Veneta hanno accettato volentieri il nostro suggerimento di dedicarlo a Giovanni Paolo I. In ogni caso è possibile ricevere queste informazioni facilmente, ci si può iscrivere anche con queste modalità diverse, appunto iscrivere come uditori, iscrivere come studenti ordinari, oppure frequentare soprattutto alcuni corsi. Ecco, le possibilità sono facili. Invitiamo eventualmente a farlo quanto prima, così in ogni caso abbiamo la possibilità di programmare in maniera opportuna, ecco, tutte le eventuali eccezioni che fossero necessarie. Ecco. Ci avviamo alla conclusione. Tu, Don Rinaldo, certamente consigli per chi ha la possibilità di frequentare questo istituto, di approfittare delle possibilità di approfondimento che garantisce. Sì, certamente. Mi viene in mente un film, Se Dio vuole, probabilmente qualcuno l'ha visto, e a un certo punto c'è la figura di un prete interessante lì e di un non credente, un medico che è un chirurgo. Allora a un certo punto questo prete, sì, questo chirurgo provoca il prete dicendo: ma non crederai mica ancora in Dio e così. E questo prete risponde in una maniera, con 3 dimostrazioni dell'esistenza di Dio che di per sé noi oggi ci lasciano, diciamo così, perplessi, eppure sono a loro modo geniali. E cioè questo prete dice: ma è presente la mattina quando è caldo d'estate, apri la finestra e senti quest'aria, questa brezza così leggera che ti rinfresca. E cos'è quella cosa lì? Dice il chirurgo, dice: beh, è l'aria. E invece il prete dice: no, è Dio. Ma insomma, dice l'altro: beh, eppure hai presente quando guardi il cielo, che vedi le nuvole che fanno tutte quelle forme, che tu puoi immaginare quello che ti pare? Beh, sono le nuvole, dice l'altro. E il prete dice: ma no, è Dio. E il chirurgo è sempre più perplesso, naturalmente. E poi il prete gli indica una pera che sta su un albero lì ormai. Sai che quando a un certo punto, prima o poi, tu sai che quella pera lì cadrà. E quando cade la pera, perché cade la pera? Allora il chirurgo guarda sto prete dicendo: perché Dio lo vuole. Come dire, non vorrei mica che sia quello. E il prete gli dice: vedi che cominci a capire. Ora, l'iniziare a capire questo mondo è simile a una cosa del genere, che sembrerebbe assurda, sembrerebbe poco sensata, ma poi, ecco, se qualcuno va a vedere quel film lì, dà proprio un'idea che in realtà non è così. C'è una logica bella, bellissima da scoprire, ma in un primo momento sembrerebbe una cosa strana, che non tornano i conti, ma in realtà poi i conti tornano, e come. Grazie, grazie Don Rinaldo anche per questa chiusura che certamente invoglia un po' a scoprire questo mondo che può riservare queste sorprese. Grazie della disponibilità e naturalmente buon lavoro nei tanti impegni che hai anche in questo di approfondire e insegnare le scienze filosofiche. Grazie a voi.